credo sia interessante per le famiglie, per i cittadini, sapere che quest'anno c'è un dietro le quinte importante rispetto ai centri estivi, cioè c'è un lavoro dietro molto intenso. Quello che i bambini vedono e sperimentano, quello che vedono le famiglie è solo la punta di un iceberg, perché per mesi abbiamo lavorato per strutturare questo centro estivo in modo da conformarlo ai bisogni dei bambini e delle famiglie, ma allo stesso tempo alle direttive regionali e nazionali in materia di prevenzione igienico-sanitaria. E quindi c'è un lavoro molto intenso, costante, c'è questo dietro le quinte a cui tutti partecipiamo per garantire il servizio al meglio. Faccio un esempio: quest'anno per esempio abbiamo orientato le scelte educative e ricreative dei bambini in senso leggermente diverso a quello degli anni precedenti. Ci sono meno professionisti esterni che entrano, quindi c'è meno traffico di persone in entrata e in uscita. Tutto questo ci permette di controllare maggiormente il flusso delle persone che interagiscono con i bambini. Questo può sembrare penalizzante, in realtà è una garanzia per i bambini e per la gestione del centro estivo stesso, quindi nel momento in cui, come è successo più di una volta, c'è qualche situazione sospetta, riusciamo ad isolare un gruppetto molto piccolo di bambini e risolvere la cosa in pochi giorni, restituendo anche alle famiglie l'opportunità di recuperare i giorni perduti. E gli educatori e le animatrici si impegnano a fare in modo che dentro queste regole i bambini possano godere al meglio delle opportunità che hanno, anche con questi limiti, che fra l'altro i bambini hanno capito molto bene e alle quali si sono adattati. Anzi, addirittura abbiamo avuto delle situazioni in cui i bambini sono stati meglio degli altri anni, perché il piccolo gruppo, la situazione più tranquilla, più contenuta, ha aiutato alcuni bambini con magari delle difficoltà relazionali e comportamentali a sentirsi più tutelati, più tranquilli, più guardati. Quindi, come dire, in ogni piccola o grande criticità che abbiamo affrontato, in realtà abbiamo scoperto delle opportunità. Ecco, a qualcuno magari sono sembrate esagerate alcune delle misure che abbiamo dovuto applicare, o qualcuno ha fatto fatica a accettarle, a comprenderle. Noi non entriamo nel merito del servono, non servono, è giusto, non è giusto. Ci siamo adeguati ad una normativa collettiva nazionale e, lo ripeto, all'interno di questi nuovi limiti e confini in realtà abbiamo scoperto molte opportunità. I bambini sono contenti, moltissimi chiedono di incrementare la frequenza, di aumentare i periodi, abbiamo dei feedback molto positivi e quindi siamo felici, l'esperienza è assolutamente positiva. La mattina, quando arriviamo noi animatori, prepariamo l'entrata per i ragazzi, mettiamo la musica, mettiamo giù la corda per il distanziamento per i genitori e blocchiamo il cancello e siamo tutti pronti con il protocollo di disinfettante e controllo temperatura. Arriva il bambino, gli controlliamo la temperatura, gli igienizziamo le mani e poi lo facciamo accomodare e raggiunge la sua animatrice o il suo animatore designato. Quando i bambini hanno bisogno di andare in bagno, chiamano me o l'altro volontario, noi li facciamo accompagnare al bagno, chiaramente entrano, si tolgono le scarpe scalzi e mettono sui calzini, arrivano al bagno e si mettono le ciabattine infradito per insomma non entrare con i calzini nel bagno, fanno le loro cose, si lavano bene le mani e poi li riportiamo dall'animatore. Le ciabattine dopo l'utilizzo vengono sempre igienizzate. Nel caso in cui dovessero arrivare degli ospiti esterni, questi solo su autorizzazione vengono fatti entrare, gli viene fatto il protocollo di igienizzazione e controllo temperatura e in caso di accesso allo stabile della scuola vengono fatti passare sul tappetino igienizzato. A ridosso dell'orario di uscita, una delle azioni che dobbiamo fare ogni giorno, sia alla mattina che al pomeriggio, è quella di igienizzare tutti i giochi, sia quelli grandi che quelli più piccoli. Ogni gruppo ha i propri giochi dedicati e se per caso capita che durante la mattinata o il pomeriggio questi vengano scambiati tra i vari gruppi, allora anche in questa circostanza vengono igienizzati.
mattina quando i bambini arrivano sono già divisi nei loro gruppetti e ogni gruppo ha la sua area dedicata in giardino che ha sia una parte di ombra sia una parte al sole. Le proposte da parte nostra sono sia di gioco libero, in cui i bambini possono essere liberi di inventare dei giochi sempre seguiti da noi, quindi anche noi giochiamo insieme a loro, sia attività un po' più strutturate con dei materiali che sono chiaramente igienizzabili. Anche quando ci spostiamo all'interno, ogni gruppo ha la sua classe in cui vengono proposte delle attività sia manuali, quindi facciamo dei lavoretti con i colori, con pasta di sale, con tutti i materiali che loro possono utilizzare senza problemi. Ogni bambino ha il suo piattino con il suo colore e il suo pennello e i tavoli sono distanziati, quindi non c'è alcun problema per quanto riguarda l'igiene e poi chiaramente ogni volta che il bambino utilizza un piatto o un bicchiere o un pennello, noi animatrici siamo pronte ad igienizzare per il lavoro successivo. La mascherina è un dispositivo che abbiamo sempre addosso, lo indossiamo sempre. Diciamo che quando è possibile mantenere le distanze, quindi ad esempio quando giochiamo fuori nel parco a palla avvelenata o a giochi di squadra dove è possibile mantenere la distanza, la abbassiamo tenendola sempre all'orecchio, ma solitamente la teniamo sempre con noi e vedo che anche i bambini hanno abbastanza capito l'importanza di questa regola e la rispettano senza problemi. Devo dire sono veramente eccezionali nel rispettare comunque le norme di sicurezza senza neanche tanto ricordarglielo e quindi sono molto responsabili da questo punto di vista. Tendiamo a fare dei giochi dove loro possono comunque divertirsi e mantenere le distanze e cercando di creare comunque attraverso il materiale che usiamo noi animatori delle aree dove il bambino sta a distanza rispetto ai coetanei e dove possono comunque divertirsi e giocare sia col pallone che poi comunque disinfettiamo sempre e comunque anche dei giochi di spostamento, di ruoli che a loro piacciono molto. Centri estivi ci siamo preparati a lungo per appunto essere pronti ad affrontare questa esperienza. Purtroppo abbiamo fatto la formazione su Zoom, quindi online ovviamente per le ovvie ragioni del distanziamento sociale, però lo stesso ci siamo supportati a vicenda, ci siamo scambiate le idee, abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni e anche le nostre idee per giochi, laboratori e attività da fare. Comunque siamo riusciti a trovarci in tutta sicurezza un pomeriggio per conoscerci e vederci di persona e questo ci ha fatti partire anche più preparati, più sicuri e pronti per essere dei veri animatori di questi centri estivi 2020. Durante questi centri estivi abbiamo cercato di dare spazio al gioco spontaneo e libero dei bambini perché per due ordini di motivi fondamentalmente. Il primo è che attraverso il gioco spontaneo i bambini possono parlare della loro interiorità, di quello che hanno vissuto, di quello che sentono. E il secondo motivo, che poi è anche collegato al primo, è che in questo modo abbiamo potuto comprendere che cosa piaceva loro fare, a che cosa erano interessati, che cosa poteva agganciare il loro interesse per calibrare tutte le nostre proposte proprio sul loro bisogno, sul loro desiderio. E per questo anche durante la formazione con gli animatori abbiamo puntato a far comprendere agli animatori l'importanza di cogliere questo punto di bisogno dei bambini e di adeguarsi a quello che loro desideravano fare. Naturalmente accanto a questi giochi ci sono stati anche dei giochi più strutturati, soprattutto per i bambini più grandi della scuola primaria, che vanno a promuovere la cooperazione, il gioco di squadra, il senso del gruppo. I centri estivi 2020 sono stati sicuramente particolari, ma credo siamo riusciti a portare a casa comunque un buon risultato, grazie alla collaborazione di diversi soggetti, primo tra tutti il Comune di Vittorio Veneto e il suo assessorato alle politiche scolastiche, l'ULSS che ci ha supportato per quanto riguarda tutta la parte legata all'emergenza coronavirus, l'impresa di pulizie che ha sanificato i locali a fondo quotidianamente.
Un grazie poi va a tutti i nostri educatori che si sono preparati molto bene per affrontare al meglio quest'estate e a tutti i nostri volontari. Senza di loro questo servizio sarebbe stato molto più complicato. Un ultimo sincero grazie va sicuramente alle famiglie che hanno collaborato e ci hanno sostenuto e a tutti i bambini che hanno dimostrato ancora una volta di sapersi adattare alle situazioni, di sapersi divertire e giocare con allegria e spensieratezza.